Sul caso Trentini, il cooperante veneziano prigioniero in carcere in Venezuela, il ministro Tajani parla di situazione difficile e di aver fatto tutto il possibile. Purtroppo, ha detto, la situazione è quella che è e non è carenza di impegno, ma difficoltà piuttosto di ottenere un risultato positivo. Ne ha parlato a margine dell'Assemblea degli Industriali del Veneto. Per noi la liberazione di questo giovane italiano insieme a quella di un'altra dozzina di italiani sono nelle carceri venezuelane, una priorità. Stiamo lavorando in un contesto che non è assolutamente facile, internazionale, che complica la situazione, quindi noi stiamo facendo tutti i contatti diretti e indiretti possibili per ottenere la liberazione. 2 italiani sono stati liberati un mese fa, adesso lavoriamo, non abbandoniamo mai nessuno dei nostri connazionali, come abbiamo liberato Sala, Piperno, Zaki, e così lavoreremo per liberare Trentini e tutti gli altri. Purtroppo la situazione è quella che è, quindi non è carenza di impegno, è difficoltà di ottenere un risultato positivo. Anche ieri pomeriggio ne abbiamo parlato a lungo con il Presidente del Consiglio, ma stiamo esperendo tutti i tentativi possibili. La mamma ha lamentato anche un'assenza proprio, diciamo, di contatti con la famiglia. Noi abbiamo fatto tutto quello che serve ogni giorno e poi mi rendo conto che la disperazione di una mamma quando non vede tornare il proprio figlio è al massimo, comprendo benissimo, quindi ci sta anche che si lamenti col governo, ma in tutta coscienza possiamo dire che è stato fatto tutto ciò che era possibile fare, stiamo facendo tutto ciò che è possibile. Certo, per lei l'unica cosa importante è la liberazione, anche per noi, però ripeto, è un'impresa molto difficile. Abbiamo messo molto tempo anche per liberare altri connazionali, sono 2500 italiani detenuti in carcere fuori dal mondo, tanti anche innocenti, quindi noi li seguiamo tutti uno per uno, siamo in contatto con la famiglia, con l'avvocato, abbiamo fatto tante riunioni, poi comprendo il dispiacere, le preoccupazioni di una mamma che chiede aiuto, ma noi può stare tranquillo che l'aiuto glielo stiamo dando in tutti i modi possibili e immaginabili.